Allora, eccoci rientrati in studio per l'ultima parte di questa nostra trasmissione, questa puntata di TV7 Match. L'altro tema particolarmente sentito questa settimana è legato alla questione immigrazione. La posizione di Salvini trova, come dire, una posizione condivisa anche da altri suoi pari grado europei, no? Allora, a Innsbruck è nato questo nuovo asse, così come l'hanno definito, Vassalo. Diciamo che partiamo dal presupposto che non siamo isolati come qualcuno voleva farci credere. Mai come in questo periodo storico, di fronte a un'emergenza sull'immigrazione che ci colpisce ormai da alcuni anni, l'Italia è tornata protagonista di tutti i vertici europei. Il vertice di Innsbruck, con tutti i ministri degli interni di tutti i paesi dell'Unione Europea, ha visto innanzitutto il problema delle coste italiane, che sono assieme a quelle di Francia, Spagna e Malta e Grecia le più esposte, tornare al centro dell'agenda. E poi ci sono stati dei colloqui bilaterali o trilaterali assieme ai colleghi di Matteo Salvini come ministro dell'interno, austriaci e tedeschi. Cosa si è deciso in soldoni in questi accordi? Perché poi è giusto spiegare come si sta provando a risolvere quello che è un problema europeo, non è un problema italiano. Già al summit europeo, quando il Presidente del Consiglio Conte andò, disse una cosa importante: chiunque metta un piede in Italia provenendo da persona immigrata, poi bisogna vedere se ha i diritti o meno di stare qui, chiunque metta un piede in Italia lo mette in Europa, e quindi il problema dell'immigrazione va gestito in maniera europea. Non ci possono essere paesi che dicono a noi non ci interessa, come fa la Francia, predicare benissimo e poi chiudere i confini a 20 miglia sgobberando con le ruspe donne, incinta, bambini e disabili, e trasformando una città italiana in una baraccopoli di persone disperate che vorrebbero passare oltre Alp, oltre confine. I principi del vertice di Innsbruck sono stati molto chiari, e cioè quelli di andare finalmente a creare, con tutti i crismi umanitari del caso, dei centri di prima accoglienza nelle regioni del Maghreb, e cioè da dove queste persone provano a partire. Penso alla Tunisia, penso alla Libia, penso al Marocco, ovviamente condizioni umane e dignitose, quindi non dei lager dove queste persone devono attendere, ma dei luoghi dove possono essere riconosciuti, perché chi scappa davvero da una guerra, e quindi ha il diritto di venire in questo paese, non deve arrivare qui con un barcone foraggiando gli scafisti, deve arrivare qui con un ponte aereo. Il secondo passaggio era sui porti dove far arrivare queste navi. Noi oggi abbiamo le navi della Marina Militare che vanno a prendere a 20 miglia dalla costa le persone, perché i porti libici non vengono considerati sicuri dall'Unione Europea. Allora questi porti libici, con degli accordi bilaterali, devono essere messi in sicurezza. Terza cosa è il famoso ruolo delle organizzazioni non governative. Noi non mettiamo dubbio che ci siano nel mondo organizzazioni non governative che fanno del volontariato, lo fanno per bene e lo fanno per aiutare il prossimo. È ovvio che però nel Mar Mediterraneo, in questo momento, mentre noi parliamo, non vi è una ONG battente bandiera italiana. Non sappiamo chi vi è a bordo, non sappiamo da chi riceve i finanziamenti, ma soprattutto non sappiamo una questione molto tecnica. Gli scafisti, queste persone che andrebbero arrestate e condannate perché sono i nuovi schiavisti del terzo millennio, prima cosa facevano? Portavano con delle carrette del mare sapendo di dover arrivare fino alle coste italiane. Ora sanno che a 20 miglia dalla costa lanciano l'SOS e le ONG le vanno a prendere. Perché? Però su questo, ad esempio, in questi ultimi giorni sono cambiate un po' le cose, non si usano più i gommoni, sono tornati ai vecchi barconi. Perché? Perché da quando l'Italia ha alzato la voce sanno che la Marina Militare non andrà più a prestare immediato soccorso a 20 miglia dalla costa, e quindi questi criminali, schiavisti, sanno che almeno devono usare delle barche che non vadano a fondo a 10 miglia dalle coste libiche. Però c'è un punto: di immigrazione il ministro Minniti aveva già iniziato a lavorare, l'hanno messo tardi, l'hanno messo dopo all'ultimo anno di governo, quindi non vogliamo proporre soluzioni facili a problemi difficili o dire che in 5 minuti si risolve il problema dell'immigrazione, che è un problema europeo, ma far tornare le problematiche, il dramma che i cittadini italiani vivono e le nostre città sono costretti a subire al centro dell'agenda di quelli che dovrebbe essere la comunione degli Stati europei, credo sia un grosso successo italiano. Ecco Miotti, proprio in questi giorni c'è Tajani che è in Niger con un gruppo di aziende italiane ed europee per
come dire, allacciare rapporti e lavorare con i paesi, questo paese africano, no? Ecco, c'è quindi una strada ancora diversa che forse quella che dovrebbe essere seguita. Sicuramente è una strada che può pagare, contando però che i primi effetti dell'azione di Salvini si stanno intravedendo nei dati pubblicati oggi, in cui si denota finalmente un calo dell'immigrazione che arriva dall'Africa del Nord. C'è stata un'operazione di polizia nei giorni scorsi a Mestre, e a Mestre l'operazione San Michele, se non sbaglio, ha portato all'arresto di una ventina di persone, erano tutti nigeriani, 9 su 10 erano immigrati clandestini e gestivano lo spaccio della famosa eroina gialla che aveva causato morti. Per 3 anni, dal 2015 al 2017, i nigeriani erano l'etnia più popolosa nelle migrazioni che partivano dall'Africa per arrivare in Italia. Penso sia chiaro che l'intenzione che c'era non era sicuramente l'intenzione di fuggire da una guerra, ma era bensì quella di portare delle attività che in molti casi si sono dimostrate criminose e illegali e di cui ne stiamo pagando i danni, come abbiamo visto insomma in questi giorni. Salvini ha dimostrato che con pochi gesti forti si poteva passare da il clima che c'era qualche mese fa. Io sono amministratore comunale, me lo ricordo benissimo quando il prefetto convocava i tavoli in prefettura per dire: comuni, preparatevi perché dovete ospitare dei profughi, vi daremo le quote. Ha dimostrato che in giro di pochi mesi si può passare da quel clima al clima attuale, dove si iniziano ad analizzare dati chiarissimi in cui si parla di un fenomeno in calo e in cui si parla di un fenomeno che man mano sta per essere affrontato con i canali europei di Unione Europea che inizia ad ascoltarci. Allora, Marcon, questa linea di Salvini così rigida, che è stata peraltro ribadita anche a Innsbruck, la condivide o bisognerebbe che ci fosse un atteggiamento diverso? Devo dire che condivido di più l'approccio pragmatico dell'onorevole Bazzaro, che anche in altre occasioni in queste trasmissioni ho avuto modo di apprezzare. Ha fatto un discorso un po' diverso, nel senso che lo stesso Bazzaro dice: c'è bisogno di più Europa. Salvini fino a qualche tempo fa diceva: ci arrangiamo da noi, facciamo i paroni a casa nostra, e invece abbiamo capito che il problema esiste e se non lo affronti in chiave europea l'Italia da sola corre il rischio di finire lei sott'acqua, perché è un fenomeno grandissimo il fenomeno migratorio e non lo risolvi mettendo la Guardia di Finanza di fronte ai porti italiani. Sicuramente è giusta l'affermazione appunto riportata dall'onorevole Bazzaro del Premier quando dice: chi mette un piede in Italia mette un piede in Europa. Allora sicuramente l'Italia deve fare, vedremo nelle prossime settimane se al di là dell'asse, la locuzione asse mi richiama magari precedenti che non sono così felici, però se al di là dell'asse Italia, Austria, Germania davvero riusciamo a far sì che al centro dell'agenda europea ci sia questo tema, se sono frutti positivi io sono per accoglierli, voglio dire, resta il fatto che volenti o nolenti purtroppo questi fenomeni migratori esistono, questi fenomeni migratori devono essere gestiti e governati. Dall'altra parte, permettetemi anche qua solo una postilla, abbiamo parlato prima di pensioni, non pensioni e così via. Io ricordo sempre, scusate, qualcuno mi dirà che lo ricordo davvero sempre, lo ricordo anche questa sera, in Italia per la prima volta dall'Unità d'Italia, dal 2015 a oggi, nascono meno di 500.000 bambini all'anno. Allora dobbiamo porci anche questo problema di chi ci pagherà le pensioni. Prima giustamente Miotti diceva: ma prima o poi anch'io potrò andare in pensione, e chi me le pagherà le pensioni? Ecco, dobbiamo porci anche questo problema, come dobbiamo porci il problema di chi va a fare certi lavori. Professionalmente per alcuni anni io ho lavorato ad Arzignano, nel distretto della Concia, e vi assicuro che se non c'erano gli indiani che andavano a lavorare in conceria, molte concerie avrebbero chiuso, con una debacle per l'economia generale, ma così abbiamo visto in altre situazioni. Io abito di fronte alla ex fornace di Piazzola sul Brenta, sì, e c'erano anche cittadini extracomunitari che facevano quel lavoro, e comunque al di là di lavori nobili o non nobili, se noi purtroppo figli non ne facciamo, dobbiamo in qualche modo porci il problema di avere delle leve
che ci consentano di tenere alta la produttività nel nostro paese e anche di pagarci le pensioni un giorno. Certo, C'è anche però un problema, io ieri ho compiuto 30 anni, quindi mi ritengo ancora giovane e penso di essere giovane. Auguri. Grazie. E fare giovani a parole è una cosa molto positiva a cui ci sto sicuramente pensando anch'io, ma c'è una difficoltà per una coppia giovane di gestire la nascita di un figlio che è insormontabile, e infatti spero che nelle prossime misure che il governo andrà ad adottare, a valutare, ci sia una soluzione anche a questo problema. Prima Marchetto faceva un bellissimo esempio su questo tema in cui diceva che ci sono delle donne che sono costrette addirittura a licenziarsi nel periodo in cui i bambini sono in età infantile per andarli a gestire, perché pagare un asilo nido è praticamente impensabile. Qualche asilo nido statale in più probabilmente potrebbe risolvere in parte questo problema. Aiutare. Ma, una prego, battuta, siccome la cosa che credo che accomuni tutti a prescindere dall'idea politica è quella che c'è una carenza di nascite in questo paese non dovuta a non volontà di italiani, di giovani coppie di fare dei figli, ma dal dispendio economico che un nascituro costa a giovani coppie che molto spesso hanno lavori precari, e il primo costo è spesso proprio quello che diceva il collega di Forza Italia, che è quello degli asili. Io faccio una battuta un po' provocatoria, però da una stima che è stata fatta da alcuni economisti si parlava che la regolarizzazione della prostituzione, che è, nonostante i vincoli europei, una delle cose che fa parte delle nostre idee di governo, potrebbe portare nelle casse dello Stato dai 2 e i 4, dato che sono stime ipotetiche, miliardi di euro. Sono le stesse stime che in Francia è il costo, in Francia sono gratuiti, degli asili nido gratuiti statali. Ora, affrontando in maniera molto generica il tema della prostituzione, io se potessi dire a tante giovani coppie mie coetanee: guardate che abbiamo regolarizzato la prostituzione, vi piaccia o non vi piaccia, ma i vostri figli, i miei figli che spero di averne e farne, potranno avere un asilo gratuito nido in modo da poter far lavorare mamma e papà in una struttura senza dover pagare rette esorbitanti, non sarebbero contente queste giovani coppie di poter avere questa risposta? Perché se la coperta è corta dobbiamo anche cercare di capire che non possiamo inventarci soluzioni fantasiose per l'economia, ma laddove ci sono non è meglio andare a togliere le prostitute dalla strada e dal controllo mafioso spesso straniero e investire? Io vi consiglio a tutti di andare a vedere lo spot della Chico, che al posto di fare, come dice Boeri, chiamiamo qui gli immigrati perché non nascono più bambini, chiede appunto finanziamenti sui costi della prima infanzia, di andare a diminuire, e dice chiaramente che un'Italia che fa più figli è un'Italia che cresce, ma per far sì che quei figli vengano fatti ci vogliono misure da parte del governo per detassare quello che è la nascita e i costi di un figlio. Marchetto, condivide? Io condivido perché ho 2 bambini, uno di 4 anni, uno di 1 anno e mezzo, quindi so cosa vuol dire trovarsi in queste situazioni, cioè non è semplice. Una famiglia ha delle spese enormi nei primi 3 anni di vita, quindi è una cosa assolutamente da mettere mano. E per sostenere il sistema pensionistico invece come facciamo? Il sistema pensionistico, nel momento in cui nasceranno più italiani, pagheranno le pensioni ai loro nonni, semplice. E nel frattempo chi percepisce pensioni laute sopra i 2-3 mila euro si riduce a 2.000, semplicissimo, come farebbe una famiglia. Una volta i miei nonni mi raccontavano mangiavano una scatoletta di tonno da 80 grammi in 4, in 5, adesso ne mangiamo una a testa. Se hanno fatto una volta si può tornare indietro, quindi se si sono prese delle licenze poetiche, aumentando a dismisura certe spese, si riduce semplicemente e non si va in cerca di creare squilibri anche dell'ordine pubblico, perché nel momento in cui noi importiamo certe culture sappiamo che poi alla fine possono anche rivoltarsi contro. Io nei cantieri conosco tanti immigrati, lavorano bene, però dicono: io le pensioni ai vostri non mi interessa niente pagarle, perché è un discorso che dicono: io quando ho finito da qua torno a casa mia. La maggior parte dice così perché sono venuti per una questione economica, non è che qua loro non è il loro paese, vengono per una necessità, però non è che puntino a creare un bene per la nostra nazione, ma la maggior parte magari anche sì, ma tanti dicono: io ho preso, poi hanno tutti gli escamotage anche, chiamano i loro parenti, li mettono qui, quindi è una cosa non troppo semplice da gestire. Poi quello che si viveva prima della nascita del governo, la situazione che eravamo, sembrava non si potesse fare nulla, ma vi ricordate? Arrivano, bisogna accoglierli, cooperative, alberghi pieni, sembra l'Europa, ha bastato fare alzare la voce, è cambiato da così a così, ma che incapaci avevamo prima.
ma o erano collusi o erano incapaci, bisogna dire le cose. No, secondo me facevano parte di un piano mondiale per portare qua più gente possibile, perché hanno le primavere arabe, le hanno favorite e sappiamo chi. Vai là, togli Gheddafi, tutto a posto, metti a posto Assad e andiamo a casa. Ma come andiamo a casa? Scusa, lì hai destabilizzato uno Stato, dopo te ne vai, i pozzi te li prendi te e te ne vai, liberi così, e hai aperto un fronte verso l'Italia. Cioè noi a un certo punto dobbiamo avere anche l'orgoglio di tornare italiani e di dire guarda, adesso Europa va da qua fin qua, altrimenti se no facciamo da soli. Certo. Dobbiamo avere anche l'onestà. Marco, un attimo solo, abbiamo un telespettatore che sta aspettando da un po', il signor Roberto. Buonasera signor Roberto. Buonasera. Da dove chiama? Da Milano, provincia di Venezia. Prego, ci dica. Dunque, io sento da troppo tempo parlare del calo delle nascite in Italia. Addirittura la politica dice che bisogna portare gli africani in Italia perché gli italiani non fanno più figli. Ma la domanda è: perché gli italiani non fanno più figli? Cos'è che i maschi italiani sono diventati tutti impotenti? Alle donne italiane non piace più, siamo capiti cosa? O forse il problema è un altro? Qual è secondo lei il problema? Il problema è che chi oggi ha la fortuna di avere un lavoro, se gli va bene arriva a 1200 euro al mese, e con 1200 euro al mese qualcuno mi deve spiegare come si fa a mantenere una famiglia. Specie se poi hai anche un affitto da pagare da 3, 4, 500 euro al mese. Capite voi il problema? Le pensioni sono perfettamente copribili, perfettamente pagabili, anche più alte di quelle che sono oggi, ma finché non metterete mano al portafoglio della politica e dei collusi della politica, le partecipate, le controllate, dirigenti pubblici da 300-400 mila euro al mese, e dare quel denaro in tasca alle famiglie, ai lavoratori dipendenti, passando per la piccola e media impresa, qua non risolverete niente. Portate la povertà africana in Italia, benissimo, accumulo di povertà, bravi signori, buon proseguimento. Grazie al signor Roberto. Beh, chi vuole rispondere al signor Roberto? Non credo ci sia da rispondere, c'è da fare. E io ho detto prima, non è che in 40 giorni si cambia il mondo, però il signor Roberto ha detto una cosa: non portate la povertà africana in Italia, è il primo passaggio, perché poveri per poveri vuole far notare che molte di quelle ONG è venuto fuori che avevano legami col caporalato del meridione, perché poi è vero che forse gli italiani certi lavori non li vogliono più fare, io aggiungo che non li vogliono più fare a 2, 3, 4, 5 euro l'ora, e che c'è una competizione sleale tra chi viene qua fuggendo dalla disperazione economica, di guerra che essa sia, ed è disposto a tutto. Un ragazzo universitario che quando va a lavorare alla vendemmia non è disposto a farla a 2 euro l'ora, perché i nostri padri, i nostri nonni si sono battuti sindacalmente nelle fabbriche per elevare quel tenore di vita. Un'altra proposta del contratto: un salario minimo orario garantito, perché forse poi lì andiamo veramente a vedere se sono i giovani italiani che non vogliono più fare certi lavori, come diceva da Fornero, sono chiusi, o davvero forse vogliono farli con un discorso di dignità. Io solo un passaggio al signor Roberto sul discorso natalità e famiglia. Oggi sul Corriere della Sera si parlava delle domeniche, delle aperture domenicali, che non è un tema slegato da natalità e famiglia, perché quando si lavora sabato e domenica, sempre festivi compresi, il tempo per gli affetti, il tempo per la famiglia, il tempo anche magari per dedicarsi o pensare di fargli figli viene a mancare. Una delle proposte che avrò la fortuna di vedere nella mia commissione della Camera Attività Produttive sarà quella di ridurre a 12 domeniche annuali la possibilità di aperture festive domenicali, e oltretutto con il 25% di rotazione nello stesso settore merceologico in mano ai comuni e alle regioni. Sentiamo Marcon cosa dice. Sì. Per quanto riguarda i figli, io ne ho fatti 3, quantomeno sono fuori dalla media, e quindi rispondo in qualche modo. Vero è, però parlando seriamente, che una parte degli argomenti del telespettatore che ha telefonato sicuramente li condivido. Sicuramente gli stipendi medi lo stipendio medio è troppo basso, non basta. Insomma, ci sono anche altri amministratori o persone che hanno responsabilità politica
Io purtroppo ricordo quante volte da sindaco ho dovuto affrontare emergenze abitative perché c'erano lavoratori, o a volte anche piccoli imprenditori, perché ricordiamolo, no? La crisi economica dal 2008 in avanti molto spesso ha colpito ancora di più il piccolo artigiano che non aveva che lavorava, faceva la subfornitura sostanzialmente e non aveva misure a sostegno quando è arrivata la crisi, allora non riusciva a pagare il mutuo, la banca gli pignorava la casa oppure altre soluzioni del genere, quindi le difficoltà del cittadino medio le abbiamo conosciute tutti. Sicuramente servono misure a sostegno mi permetterà il mio amico, mi permetto di definirlo amico perché appunto ci siamo visti altre volte, io naturalmente non condivido l'ipotesi di regolarizzare la prostituzione, credo che la prostituzione debba essere contrastata e non regolarizzata, non credo che lo Stato possa incamerare soldi da uno sfruttamento delle donne, lo trovo una cosa immorale. Ricordiamoci però che questi 10 anni di crisi non sono stati 10 anni uguali per tutti, perché spesso diciamo che sono stati anni di crisi. A me risulta che siano stati anni in cui i poveri sono diventati più numerosi e più poveri, i ricchi sono diventati magari meno numerosi, ma sicuramente sono diventati più ricchi. Ricordiamo sempre che a pagare l'IRPEF in Italia per l'85% sono lavoratori dipendenti e pensionati, e quindi come è mancato l'impegno dei precedenti governi sul tema della evasione e della lotta effettiva all'evasione fiscale, io spero che ci sia l'impegno concreto di questo governo su queste misure. Quindi ecco, c'è una serie di ambiti su cui lavorare, c'è una serie di leve su cui fare leva appunto. Speriamo che questo governo dimostri di farlo. Agisca di conseguenza. Cosa dice Marchetto? No, stavo pensando al discorso che gli italiani, i ragazzi, i giovani non vogliono più fare certi lavori, però vi ricordate anni fa quando si poteva andare a lavorare a 15 anni? Ci sono dei ragazzi che sono allergici ai libri, alla carta, vogliono fare cose manuali, vogliono lavorare. Se te li obblighi, come è stato imposto, a stare lì a scuola, no, a far la muffa fino a 18 anni, anche chi ha la voglia gli passa. Dopo, quando hai il diploma e hai un diploma, praticamente un pezzo di carta che non sai cosa fartene, perché non c'è più il lavoro che corrisponde a quel diploma là. L'assurdità, proprio l'hai preso in giro questo ragazzo. A 18 anni dove vai? Vai a suonare i campanelli sulle carpenterie dove ci sono ormai tutti stranieri, e dico non ci sono gli italiani, non arrivano, non li vediamo. Allora favoriamo l'apprendistato, facciamo delle scuole professionali, misuriamo la voglia di studiare di questi giovani e mandiamoli a fare il professionale. Creiamo dei giovani che a 15 anni sappiano saldare, sappiano fare un muro, sappiano fare una professione. È da lì che si riparte. Se noi creiamo praticamente una generazione di già falliti quando esci dall'università, perché poi anche il discorso del 3+2 all'università, uno dice beh, ho fatto la muffa fino a 18 anni, vado a fare altri 3 anni di muffa all'università, così arrivo a 21 no, con la laurea breve che non farò niente, poi andrò a servire al bar di Londra, no? Cioè alla fine è non più di Londra, non più di Londra da ieri. Ecco, non più di Londra. I padroni a casa nostra, alla fine anche gli inglesi hanno detto bisogna rivedere anche questo se vogliamo ripartire. Le ragazze non sanno più rammendare un calzino, cioè sembravano le cose semplici, le facevano 100 anni fa, adesso il calzino lo butti via, prendi un altro di cinese. Ermanno, torniamo al tema della scuola e della formazione dei ragazzi come uno dei temi. Il problema è che non è colpa di uno o dell'altro, o c'è un progetto e lo mettiamo in esecuzione, il mondo è cambiato, non possiamo continuare a dire Salvini è più bravo, quell'altro è meno bravo, non ha senso. C'è un progetto, ma non un progetto di emergenza, perché stiamo parlando di migranti, è un'emergenza. Dopo, cosa stiamo costruendo? Nella scuola ci saranno i figli dei migranti,
Ci sono degli insegnanti in grado di affrontare questo problema e poterli gestire e dare una cultura? Se già non riescono a farlo con i nostri figli, perché i figli che escono dalla scuola scuola vecchia, una scuola che non ha nessun senso. Se devono andare a mettere in pratica quello che ha imparato a scuola, il 99% non gli serve. Ma noi ci riempiamo la bocca di cultura, che se sta con le due parole diventa una parolaccia, no? Questo non è possibile che noi andiamo avanti in questa maniera. C'è stata una riforma fatta da Mussolini, che ancora impera, non è cambiata. Hanno cambiato, hanno fatto un po' di giochini, di spostamento da una scuola all'altra, allora hanno cambiato i nomi, eccetera. Ma sostanzialmente l'insegnante non è in grado di insegnare quello che l'allievo, sia alla scuola normale, quella superiore e all'università, che possa applicare la sua conoscenza. La sua capacità deve andare sul concreto e allora di fronte al problema cerca di mettere insieme delle cose ed aggiustarle. È vero che ci sono delle facoltà che sono molto più concrete per necessità, vedi medicina, vedi ingegneria, non è che puoi sbagliare su queste cose. Ma oggi abbiamo una carenza di medici. Come mai? Perché devo fare tanta fatica per prendere poco? E allora si fermano. Ma non c'è entusiasmo da parte degli insegnanti, perché gli insegnanti li abbiamo maltrattati fino adesso e forse anche in futuro. Tutti precari. Ma scusate, se io sono precario, parliamo di posto fisso, e la sinistra si è riempita la bocca di posto fisso, però la scuola di precari, non so se mi spiego, è storia che avete vissuto anche voi? No, io li prendo a tempo pieno e a tempo indeterminato, però periodicamente o si aggiornano o vanno a casa, ma di colpo non è che stiamo parlando di principi, perché il mondo si è distrutto, autodistrutto, perché sono nate le ideologie, che supplivano a quello che era la fede religiosa. Abbiamo visto? Abbiamo visto l'Unione Sovietica, abbiamo visto la Germania, abbiamo visto tutte queste nazioni, abbiamo visto anche l'America, che si è comportata in maniera molto più dinamica solo perché non aveva una storia dietro, quindi non era obbligato a conti, baroni o principi o imperatori. Ma è cambiato il mondo. Ci vuole non so chi, ma anche 5 Stelle, ma anche Salvini, che dica non parli più di immigranti, parli di immigranti e faccia quello che deve fare benissimo. E cominci con la scuola, perché il futuro dell'Italia è la scuola, sono i nostri figli che crescono, i nostri nipoti che crescono. Se questi non crescono in maniera giusta, noi non è che possiamo dire la politica, eccetera, non c'è la testa, non c'è la struttura che si possa prendere carico di una nazione. Stiamo perdendo il senso della realtà e lo fai con la scuola, e dalla scuola vengono fuori la giustizia che non funziona, perché tra il dire e il fare in un tribunale passano anni. E perché? Perché non succede niente. Chi se ne frega? Questa è la problematica grossa. E poi cos'è? La burocrazia, no? E allora intercettano telefonate, cose. Perché? Perché io troverò sempre una legge, una pandetta, un articolo, una frase, che la prendo come sacrosanta e ti contrasto. 55.000 leggi abbiamo in Italia, la Francia ne ha 5.000, ripeto, l'Inghilterra ne ha 3.000. Come fanno a campare gli inglesi? Sono proprio dei deficienti, noi ne abbiamo tante, sì, perché una dice l'altra, e quando si fa una riforma devo fare una legge, ma ce l'abbiamo già la legge sulla migrazione, non devo mica fare niente, c'è già, prendo, la applico, se ci faccio un'altra legge sopra, un'altra legge ancora. Sull'immigrazione poi, attenzione, guardate che l'Africa è sempre stata un paese sottosviluppato, perché l'abbiamo sottosviluppato noi europei? Sfruttandolo. Ecco,
Se oggi il migrante arriva, non arriva perché ha bisogno di mangiare, perché ha bisogno di mangiare, aveva anche suo padre, suo nonno aveva bisogno di mangiare, arriva perché interessa a noi. E allora tutta questa divieto che arrivino i migranti è un altro problema fasullo. Perché? Perché lo voglio gestire io la migrazione, perché io vieto, comanda chi dice di no, non comanda chi dice di sì. Questa è la regola della vita. E allora bisogna dargli un taglio. E bisogna non far fare le banche come abbiamo fatto noi in Veneto, 2 banche, abbiamo messo a rimengo la gente. Non hanno un posto dove andare a abitare i giovani, non hanno un futuro. Terza cosa, i giovani si devono guadagnare quello che fanno, basta dargli tutto, perché quando io l'ho demotivato, per demotivare un giovane, gli offro tutto e lui potrà rifiutare questo, quello, quell'altro e quindi non ha motivo di cercare di avere qualche cosa. E allora va allo sbando. E dove vanno? Vanno in Inghilterra, vanno in Germania, perché lì non gli lasciano spazio a rifiutare. O la prendi questa cosa o la perdi. E se lo facciamo anche in Italia, i giovani si mettono dritti. Il più grande investimento è la scuola in questo momento. Ma non la scuola perché io devo pagare l'asilo al ragazzino, perché quell'asilo deve funzionare. Non mi basta mettere a parcheggio mio figlio, mio nipote e poi lo vado a prendere a mezzogiorno. No, lui quando vado a prenderlo trovo una persona molto più evoluta, molto più preparata. Ogni giorno gli devono insegnare qualcosa. Ci sono degli asili che li mettono lì, poi li vediamo anche in televisione, no? Li menano, non c'è neanche la minima capacità di gestione della cultura e dell'insegnamento. Dobbiamo creare gli insegnanti, che era il tormentone di Napoleone. Chi insegna a chi? Non ci sono gli insegnanti, inutile che noi facciamo le scuole. Allora bisogna fare come negli anni 70, no? C'erano i corsi di aggiornamento e se non facevi i corsi di aggiornamento non avevi il punteggio e andavi a casa. Questo è il rigore è sacrosanto, non la cattiveria. Il rigore è sacrosanto e va preso per il valore che ha. E Salvini in questo momento lo dimostra. Non so se quanti errori farà o quante cose giuste farà. Aspettiamo e vediamo. Così vale anche per 5 Stelle. Ma quello che mi interessa di più è il silenzio totale su un progetto, non sulla critica dei partiti di governo, ma ad un progetto alternativo che deve fare l'opposizione. Questo non c'è e questo a me dispiace perché è rischioso. Marcone, è rischioso l'assenza della... Indubbiamente, voglio dire, al di là che uno si trovi momentaneamente in maggioranza o in minoranza, per quella che è l'esperienza che abbiamo vissuto alcuni di noi anche nei semplici consigli comunali e così via, il rapporto dialettico tra maggioranza e minoranza è fondamentale. Io sono stato sindaco, la minoranza mi contrastava, però la minoranza mi dava lo spunto per cercare di migliorare alcune cose. Oggi purtroppo il dato che tutti dobbiamo constatare è che quantomeno nell'ambito del centro-sinistra manca un progetto, manca una visione, manca una capacità di dare voce a istanze, aspettative, speranze di... Forse perché indubbiamente gli ultimi 20 anni da questo punto di vista sono stati un disastro o poco meno e quindi ancora non c'è la capacità di rialzarsi in piedi, di guardarsi in faccia, di creare anche delle relazioni di fiducia reciproca, perché dal mio punto di vista temo che uno dei motivi per cui oggi la sinistra si trova in questa difficoltà è che per troppi anni la sinistra si è fatta del male. Cioè, questo mito della rottamazione, ho sentito l'altro giorno Renzi che diceva che forse uno dei motivi della sconfitta è che ha rottamato troppo poco.
A parte che rottamare quando parliamo di persone, anche se sono dei miei avversari politici, non è un tema. Se poi è addirittura all'interno del tuo partito, ancora peggio, voglio dire. Possiamo dire che bisogna innovare, che bisogna modernarsi, che bisogna avere una visione nuova. Certo, bisogna avere un progetto, no? Non è un grande termine. E che cosa ha comportato questo? Ha comportato che tutta una serie di relazioni e di rapporti tra persone si sono deteriorati, questo tanto a livello nazionale, ma siccome poi cosa succede? Chi sta al vertice, volente o nolente, rappresenta un esempio per chi sta alla base. E quello che io posso constatare, per quella che è il mio osservatorio a livello dell'Alta Padovana, ma in qualche misura anche a livello provinciale, vedo che anche tante relazioni tra persone che hanno fatto tantissime battaglie assieme si sono deteriorate. Cerco di concludere. Io non vengo dalla storia comunista, pur essendo attualmente in Liberi Uguali e così via. Ecco, però io vedo tanti miei compagni e amici provenienti dalla storia comunista che con l'avvento di Renzi da fratelli sono diventati nemici all'inverosimile, perché proprio è passata questa cultura che chi la pensa diversamente da te lo devi ghettizzare, chi la pensa diversamente da te lo devi distruggere. La politica non è questa, allora dobbiamo ricostruire, però temo che non sarà dalla sera alla mattina che riusciremo a portare avanti questo progetto, quello della ragionevolezza, del confronto, del dialogo, del pensarla magari anche diversamente, ma del rispettarsi anche reciprocamente. Ma un progetto Che non vale solo per la sinistra, ma vale un po' per tutta certo, la politica di questi anche Forza Italia in questo momento è in una posizione... ma purtroppo è un clima un po' più generale, insomma, del demonizzare chi la pensa diversamente da te. Però c'è un'analogia che si può fare tra i due partiti che sono in maggioranza e quelli che sono in opposizione. I due partiti che sono in maggioranza hanno una componente giovanile altissima, hanno una componente di ricambio altissima, hanno un organigramma chiaro e delle regole chiare, ovvero la Lega per esempio magari la conosco un po' meglio rispetto ai 5 Stelle, però per arrivare a essere militante bisogna aver prima fatto il sostenitore, c'è il circolo del comune, c'è poi il direttivo provinciale, c'è il regionale. Forza Italia purtroppo sarà relegata alla situazione attuale finché non deciderà di invertire la rotta in cui si è andata a infilare da sola, toglierà i nominati che in questo momento stanno gestendo il potere all'interno del partito, sostituendoli magari con nuove leve e soprattutto con un processo decisionale che porti a sceglierle, che parta dai voti, che parta dal merito, che parta da congressi, che parta anche dal ringiovanire un po' la classe dirigente. È una cosa che un po' ci equipara a alcuni partiti di centro-sinistra, poi io preferisco guardare in casa mia piuttosto che guardare negli altri partiti. Io ero stato nominato nel direttivo provinciale di Forza Italia qualche settimana fa, salvo poi dopo le elezioni amministrative che i tavoli provinciali sono stati azzerati dal coordinatore regionale. Se io devo dirla tutta, magari verrò buttato fuori dal partito, ma me lo prendo come rischio. Il coordinatore è un commissario che ormai è da 1 anno e mezzo coordinatore regionale del nostro partito, un commissario che viene da Brescia, che ha deciso di imporre un rinnovamento tagliando i tavoli provinciali che erano composti da amministratori comunali, da assessori, da sindaci, quindi gente che i voti sanno cosa sono e sanno anche come si prendono. Hanno tenuto tutti i coordinatori provinciali, e quindi i coordinatori provinciali erano quelli che sceglievano i tavoli, hanno tenuto i coordinatori, non i tavoli, e soprattutto non è stato punito nessuno per le sconfitte eclatanti che ci sono state ad Avia, non c'è stata un'autocritica. Se si sbaglia si deve andare a casa, se i risultati non sono forti si deve andare a casa. Io la penso così, ma forse sono troppo giovane e non capisco ancora le dinamiche che stanno dietro il modo di far politica che gestisce il partito attualmente. Questo è molto rischioso. È rischioso, però è la verità. È rischioso per chi è al vertice. Ah, ok. Chiaro, brevemente che dobbiamo chiudere. Brevemente, io credo che il controllo dell'eletto sia derivato dal territorio. Io sono abituato da sempre, l'ha detto giustamente il collega, la riunione di sezione comunale ogni settimana, di circoscrizione, di zona e provinciale, il gazebo una domenica sì, una domenica no, e quando non c'è il gazebo c'è il mercato.
non solo perché ti permette di capire cosa pensa il cittadino, ma perché anche tutti quei militanti, in Lega sono tantissimi, uomini e donne, che con 40 gradi a luglio o con meno 10 a dicembre vengono a fare la campagna elettorale perché chi, privilegiato come me, siede in Parlamento, sono la tua cartina di tornasole sul territorio. Una questione riguardante scuola e politica. Anche i partiti hanno il dovere di formare una classe dirigente, lo diceva giustamente il collega, noi abbiamo quasi 40 dei 125 eletti alla Camera che provengono dal movimento giovanile della Lega e sono sotto i 40 anni, di cui 7 sotto i 30, io sono stato eletto a 31 anni appena compiuti, quindi significa che il partito ha una sua classe dirigente che fa scuola, ma in ogni commissione abbiamo una persona con maggiore esperienza, ma c'è anche la volontà di andare a scegliere nella militanza attiva, a seconda delle capacità, l'opportunità di avere l'opportunità e la possibilità di stare seduti in Parlamento, in Consiglio regionale, di fare il sindaco anche a 30 anni, magari avvalendosi di chi ha più esperienza alle spalle. La politica ha anche un dovere di formazione e lo si fa nelle sezioni, non si fa eliminando la politica, ma tornando a fare buona politica con contatto con i cittadini. Io sono in un comune come quello di Venezia molto grande, abbiamo i municipi, i quartieri nella realtà patavina, la mia prima elezione è stata in un municipio, 5 anni all'opposizione, mi è servito a capire cos'è un bilancio, cos'è lo stare in un consiglio e oggi, quando sono salito di livello fino ad oggi, che ho avuto la fortuna e l'onore di stare in Parlamento, ho fatto un percorso formativo all'interno del partito che si è aggregato a quello scolastico e universitario. Quindi credo che scuola e anche la politica nel formare una classe dirigente abbiano delle responsabilità. Un'ultima battuta: università europee, le università italiane non sono fra le prime 100 per l'ennesimo anno consecutivo. Anche lì evidentemente nel sistema dei 5 anni, che in altri paesi sono 4, e fanno arrivare i nostri diplomati già un anno in ritardo nella laurea, e pertanto all'università non è importante il voto dove ti lauri, sia a Padova o a Bologna, ma in quanto tempo ti lauri, perché per i master esteri l'importanza è in quanto tempo ti lauri, forse qualcosa a livello università italiane, oltre al discorso di baronati vari ed eventuali, andrebbe rivisto, però certo, facciamo il posto di Dio. È un altro tema ancora. Grazie a Renato Marcon di Liberi Uguali, grazie all'onorevole Alex Battaro della Lega, grazie a Fabio Miotti di Forza Italia, grazie a Giorgio Marchetto del Movimento 5 Stelle. Grazie anche al nostro editore Ermanno Cade. Ci vediamo la settimana prossima e parliamo di un tema che abbiamo in parte affrontato questa sera, e cioè parliamo della povertà e del rapporto dell'Istat. Ci sono 5 milioni di persone in Italia in povertà assoluta. Parleremo di questo settimana prossima, ore 21, TV7 Match. Vi aspettiamo. Buonanotte e grazie.